Dato che abbiamo la fortuna di avere qua Roberto, se qualcuno vuole farci fare qualche domanda, credo che sia l'occasione giusta. Quindi se c'è qualcuno tra di noi che ha... Posso fare io la domanda? Prego. Mai voi avete avuto una grande opportunità un po' di anni fa e non siete andati. Ci sono due punti su questa questione. Forte Roberto. Allora, primo punto. 2 anni fa, quando siamo arrivati in Parlamento, noi siamo arrivati con un programma elettorale, un programma che abbiamo gridato da tutte le piazze d'Italia, e tra i punti c'era assolutamente non fare alleanze con i partiti politici che avevano distrutto il paese. Quindi abbiamo, e oggi lo vediamo che abbiamo avuto ragione, rispettato quello che avevamo detto dai palchi di tutta Italia, quindi abbiamo rispettato le persone che hanno votato noi, perché l'ho detto anche prima nell'intervento, la coerenza oggi è rivoluzionaria, perché quando si arriva là ci si dimentica molto di quello che si è detto, sempre, perché si chiama, quando sei lì, realpolitik, il compromesso, perché se no sembra che non si va avanti, cerchiamo di metterci d'accordo su quello, su quell'altro. E allora noi a questo non ci siamo stati, abbiamo detto solamente, come abbiamo sempre fatto, tutti i temi importanti, tutte le proposte saranno discusse in commissione e in aula, e da qualsiasi forza politica arriverà una proposta esclusiva nell'interesse della collettività e del paese, noi la voteremo, e così abbiamo fatto, rimanendo coerenti. Altra cosa, Bersani, e avremmo comunque detto di no, il governo insieme non ce l'ha mai chiesto di fare. Bersani lo dice chiaramente anche in un video, dice così: ma mica sono pazzo a fare il governo con il Movimento 5 Stelle, io le avevo chiesto un aiuto tecnico, io facevo il governo e voi facevate uscire dal Senato 14-15 senatori, girando la faccia e andando via. Questo era il punto. Ma poi ti immagini ora aver fatto un minimo accordo col Partito Democratico? Io non potevo essere qui in questo modo, perché il Partito Democratico è coinvolto, e sarebbe stato coinvolto anche se ci fosse stato Bersani Presidente del Consiglio, in Mose, arrestato il sindaco del PD e tutta la struttura del PD, Expo lo vogliono fare loro per forza, perché sono appalti e tangenti agli amici loro, Mafia Capitale, rifiuti in Campania, questo hanno fatto, questo non c'è strategia, tutto. Allora questa è la struttura purtroppo di potere, cioè drenano denaro pubblico ai cittadini per intascarselo. Questo è successo con le cooperative a Roma, questo è successo con i grandi appalti in Expo. Noi siamo nell'idea di rimanere sempre così, per dare l'esempio a tutti gli altri che cambiare è possibile. Io spero che gli altri possano diventare così, le nuove generazioni. Oggi se tu tocchi queste persone in un modo che sia compromesso, alleanza, inciucio, ti sei sporcato per sempre. Chi l'ha voluto fare? L'avete visto? Dei noi non c'è più con noi, è fuori, perché chi non ha voluto rispettare i cittadini o è stato cacciato o è andato via, e oggi quelle persone che parlavano di democrazia interna sono andate a sedersi col Partito Democratico. Guardate, è incredibile, io vedo certe persone con me che erano in riunione, sono sedute vicine ai peggiori del Partito Democratico e si sono iscritte al Partito Democratico, hanno votato la fiducia al governo Renzi, che dice proprio il contrario di quello che il movimento va dicendo da anni. È una vergogna, io li vedo e dico mamma mia, però li comprendo, io vi giuro che da un certo punto di vista li comprendo, perché quando tu ti ritrovi 10-12 mila euro sul conto ogni mese,
e invece devi rendicontare, devi restituire, lo fai la prima, la seconda. L'animo umano, siamo un po' fatti così, no? Siamo fatti un po' così, la colpa è un po' di tutti, siamo anche noi italiani un po' così. Noi sapevamo già che una parte non avrebbe mai resistito anche alle regole del Movimento 5 Stelle, devi essere abbastanza forte e soprattutto in rete con altre persone e pensare che un ideale vale molto più di qualsiasi soldo o di qualsiasi... E se ci credi fino in fondo sei incorruttibile, e chi si è voluto corrompere, dove corrompere significa anche passare da un movimento a un partito avendo detto l'opposto su tutti i palchi, insieme a Beppe, insieme a me, queste persone venivano e applaudivano quando dicevamo le stesse cose che sto dicendo oggi, quindi si sono corrotte perché sono state incoerenti, sono andate via, chi in scelta civica, cioè poi andare in scelta civica che non esiste più, cioè scelta civica non c'è, che è sciolta civica, chi va dai Verdi che invece sono i marroni. Il capogruppo di SEL, ve lo ricordate voi, Gennaro Migliore? Sì, ma che Gennaro Migliore, capogruppo alla Camera di Sinistra, Ecologia e Libertà, il suo intervento contro l'Italicum da presidente di SEL è una legge elettorale schifosa, ricorda dei tempi bui, è una legge elettorale terribile, non la voterei mai, il mio gruppo è scioccato. Dopo poco Gennaro Migliore, capogruppo di SEL, passa al gruppo misto, dopo poco passa al PD e il PD lo nomina relatore dell'Italicum. Relatore dell'Italicum, e mettono la fiducia, quindi l'Italicum non può neanche essere cambiato e Gennaro Migliore si trova a votare quello che fino a poco tempo fa denigrava al massimo. Questo significa fare politica, anche per il PD, questo significa fare, dico così, questo significa fare i compromessi. Infatti io ho aperto sul mio profilo Facebook una piccola rubrica, una rubrica che si chiama Facce di Q. E Gennaro Migliore è una faccia di Q molto grossa, l'altra faccia di Q è Vincenzo De Luca, candidato per il PD in Campania, che dice: noi da 40 anni in questa regione abbiamo un grandissimo problema che ha un nome e un cognome, si chiama De Mita, è un guaio per la Campania, ha rovinato la sanità della Campania e oggi abbiamo un video in cui annuncia l'alleanza con De Mita perché è necessaria. Allora io vi invito a fare lo stesso, facciamo dei video, prendiamoli, diffondiamo la memoria di quella che è successa, chiamiamola faccia da Q, pure qui ce le avrete le facce da Q qui. Cioè le facce da Q sono pure le facce da Q sono come a quelli ad Agrigento, che si sono praticamente a norma di legge rubati i gettoni facendo le sedute praticamente finte e anche qua di più. Io adesso libero so che in 20 di queste facce di Q si sono ricandidati. Anche qui! Ragazzi, allora è chiaro che in politica ci sono molte facce da Q. Il giorno dici una cosa, il giorno dopo ne fai un'altra. Allora vi chiedo, non votate più le facce da Q, ma per favore evitatele queste facce da Q. La Corte dei Conti li ha certificati come incompetenti, inconcludenti, incapaci di gestire la cosa pubblica e c'è un documento! E allora hanno messo la colpa pagando la multa! c'è il documento della Corte dei Conti che certifica che sono delle facce da Q certificate. Allora fate un poco le vittime, andate verso queste persone e dite faccia da Q, ma come ti puoi candidare se sei una persona che non può gestire la cosa pubblica? Chi sei? Perché lo fai? Tu devi liberarci, basta, dovete andarvene definitivamente. Ma quando diciamo tutti a casa non è una cosa così, no, tutti a casa perché tutti a casa perché siete delle facce da Q certificati dalla Corte dei Conti, è normale, è normale.
fate questo regalo a voi stessi, a Gela, a Licata, adesso andiamo ad Ispica, ad Augusta. Cioè, per favore, abbiamo un'opportunità che è troppo grande, c'è un sole troppo bello, ci sono delle rondini straordinarie, venendo qua c'era un paesaggio commovente, proprio io l'amo la Sicilia. Per favore, fatemi tornare in Sicilia con ancora più sindaci, con più bellezza, con i progetti sulle energie rinnovabili, che c'è la salute al primo posto perché abbiamo ridotto le polveri sottili che fanno ammalare tutti, cerchiamo di stare bene, dignità per essere felici, per favore, per favore. Pronto? Ieri sera è passato di nuovo l'ennesimo imbroglio del governo Renzi, no? Hanno detto, si sente? Hanno detto tutti i programmi televisivi ieri sera che il vitalizio è stato approvato e noi sappiamo che invece non è così. Ora gli analisti ieri sera dicevano che strategicamente non capiscono la posizione del Movimento 5 Stelle, che sono stati tra i promotori di questo decreto legge, e poi invece non si sono presentati in aula a non votare. Vado. Allora, in realtà il gioco che fanno loro è sempre un gioco a ribasso, nel senso che loro, naturalmente c'è da dire che loro hanno dalla loro parte la comunicazione, il discorso che facevamo proprio adesso, quindi hanno la stampa dalla loro parte e quindi fanno passare le informazioni spesso distorte. In realtà quello che non si sa è che per chi ha ricevuto determinate condanne il vitalizio viene semplicemente sospeso, quindi significa che se Berlusconi... Io dicevo, se strategicamente è stata la scelta giusta quella di non presentarsi in aula a votare? In ufficio di presidenza credo sia stato, in ufficio di presidenza, ma sì. È sbagliato, il Movimento 5 Stelle è stato il promotore di questa sì, però modifica della legge. Sì, però non possiamo giocare a ribasso. Allora, se noi dobbiamo togliere i vitalizi, dobbiamo toglierli, non possiamo fare finta di toglierli per poi ridarli nel momento in cui loro finiscono naturalmente di aver scontato la pena. Quindi i vitalizi si devono togliere a tutti quanti, perché non è concepibile che delle persone che siano state condannate continuino a prendere dei vitalizi, mentre delle persone che sono in aula e gridano onestà vengono addirittura sospesi per 12 giorni. In un Parlamento fatto dove ci sono tantissimi condannati. Allora, se il paese lo vogliamo cambiare, dobbiamo cambiarlo davvero. Se loro vogliono fare finta di cambiarlo, come hanno fatto con l'abolizione finta delle province, come hanno fatto con l'abolizione finta dei finanziamenti ai partiti, allora possiamo tutti prenderci in giro. Però quello che dobbiamo capire noi è proprio questo, dobbiamo aprire gli occhi e capire che queste persone ci prendono in giro facendo finta di cambiare le cose, ma poi non le cambiano, e hanno dalla loro parte la stampa. E allora qui stanno a imparare a informarci, a cercare le informazioni, perché se noi contiamo solamente sulle cose che leggiamo, capite che non riusciremo mai ad aprire gli occhi. E da qui anche l'invito anche a non affidarsi di chi ci ha amministrato fino ad ora, perché sono sempre le solite persone che non fanno altro che gli interessi propri e dei propri magari, e fanno passare anche in questo caso quello che è un diritto, quello può essere, non so, il diritto al lavoro, come un privilegio, cosa che così non è. E quindi solamente noi con il voto consapevole possiamo cambiare questo paese, possiamo cambiare anche i singoli comuni, possiamo cambiare Gela come tutti i comuni che vanno al volo. Quindi l'invito ai cittadini è questo, è innanzitutto di andare a votare, perché il voto è lo strumento democratico che noi abbiamo, e votare consapevolmente, di rompere queste catene che ci tengono legati a questi maestri della vecchia politica che in realtà non vogliono il bene dei cittadini. Allora, scusate, mi hanno delegato di fare un paio di domande, anche perché in parecchi hanno paura ad avvicinarsi, non solo oggi, ma anche quando siamo nei quartieri a fare volantinaggio, hanno paura a farsi vedere vicino alle persone del Movimento 5 Stelle, paura di ritorsioni. Comunque, le domande che io voglio fare a Roberto, sapendo che è presidente di vigilanza della commissione RAI, sono due domande che mi hanno chiesto dando alcuni lavoratori dello stabilimento dell'indotto, visto che a giugno sono rimasti un mese e mezzo, a luglio sono rimasti un mese e mezzo a bloccare le strade,
e a livello nazionale questa notizia non è mai uscita fuori, mentre quando si parlava di Taranto, quando si parlava dell'Indesit, tutti i giorni tartassavano di questi problemi e mi chiedevano se a Gela non c'è una cappa che blocca l'informazione a uscire fuori. L'altra domanda che mi facevano sempre era quella riguardando Gettonopoli. Gettonopoli di Gela ha dimensioni ancora più grosse rispetto a quelle di Agrigento, eppure ad Agrigento fanno trasmissione a livello nazionale. A Gela, dove uno dei cittadini di Gela è il presidente della regione, quindi anche loro sono sotto elezioni, questa notizia non esce fuori. Noi abbiamo i dati, sono stati anche pubblicati, abbiamo fatto delle manifestazioni, però queste notizie all'esterno non escono. Anche qui chiedono un tuo intervento per fare in modo che i problemi di Gela vengono sbandierati, perché i gelesi tutti, prima di andare a votare, devono sapere a chi stanno consegnando le chiavi di casa loro. Il discorso sull'informazione pubblica è un discorso un po' lungo. Sicuro le notizie devono essere assolutamente portate fuori, e il dovere del servizio pubblico, visto che è pagato dai cittadini e da nessun altro, noi siamo gli azionisti della RAI, non certo i partiti politici, le cose devono venire fuori perché ce lo devono come missione di servizio pubblico, l'unico motivo per cui li finanziamo. Io adesso non conosco bene il motivo per cui la questione dei gettoni a Gela non è uscita come quella di Agrigento, però possiamo insieme a tutti voi da Gela fare un po' più di pressione sul TG regionale, che poi manda anche i servizi al nazionale o qualche altra trasmissione, di farla uscire tranquillamente. Solitamente però accadono anche cose che non sono per forza misteri o pressioni politiche, succede anche che hanno come filone per primo preso quello di Agrigento per un motivo anche magari di coincidenze, capita anche così, e quindi la notizia dei gettoni di Agrigento è uscita e quella di Gela no, perché era una notizia che ripeteva un'altra notizia, quindi avrebbero potuto dire al massimo anche a Gela succede lo stesso, ma già avevano fatto degli speciali su Gettonopoli ad Agrigento, quindi nel momento in cui la settimana dopo tu avresti fatto un'altra su Gela non aveva lo stesso appeal, era come se fosse stata una notizia bruciata, quindi funziona anche così la comunicazione. Il punto però è che il servizio pubblico deve fare anche un altro tipo di ragionamento, ed è il lavoro culturale che dalla Commissione anche io sto cercando di fare nei confronti della RAI. Si parlava di 600-500 posti di lavoro pessimo, è una cosa importante, ma a Gela si parla di 2000 persone che praticamente hanno problemi lavorativi, ma forse è parlato a livello nazionale. Sì, questo è lo stesso motivo. È lo stesso motivo, dobbiamo riuscire a creare su questo più attenzione, ma voi avete la serie di Palermo e di Catania del TG regionale, sono importanti sì, ma sono importanti fare pressione lì, perché poi loro a loro volta fanno un po' di pressione a Roma e mandano molti servizi nazionali, e secondo me su una cronaca di questo tipo qua può essere, e infatti comunque è una cosa che io dal mio alla redazione del TG regionale anche al nazionale ne parlerò di questa cosa, non c'è dubbio, quindi i miei passi li farò, però dico, al di là di me che farò le cose che dovrò fare, voi dovete cercare di fare pressione, comunicazione, fare buoni comunicati stampi verso la RAI, chiamare il giornalista e dire scusa, qui è importante venire, c'è questa situazione, cioè non dovete arrendervi alla prima telefonata, al primo comunicato stampa dove le persone non vengono, dovete essere purtroppo in un paese che per ora non è ancora normale un po' rompipalle. Aggiungo solo una cosa, molto spesso ai lavoratori oppure comunque a delle situazioni di crisi viene detto che a livello governativo vengono fatti dei tavoli tecnici e poi la stampa o qualche sottosegretario o qualche ministro dice non c'era nessuno
dei parlamentari. Allora, questa ne approfitto mentre siamo in piazza, ai parlamentari non è permesso partecipare ai tavoli tecnici. Noi del movimento lo chiediamo sempre, per ultimo questo dell'autostrada, è stato fatto un tavolo tecnico, noi non abbiamo potuto partecipare perché gli dà fastidio che ci siano, o meglio, questa cosa è nata da quando ci siamo noi, perché dopo uno o due tavoli in cui partecipavamo anche noi e noi, esatto, poi facevamo uscire quello che succedeva lì dentro, hanno vietato, perché dicendo che essendo tecnico serve solo alla parte, diciamo, chiamata in causa e al governo, ai tecnici del governo. Quindi quando leggete che i parlamentari non partecipano è perché noi non possiamo partecipare, addirittura a noi del movimento, quando chiediamo ormai chiediamo sempre noi di partecipare, metti che cambiano idea, non ci rispondono neanche più, perché già ci hanno risposto 3 volte dicendo che non possiamo partecipare e quindi adesso hanno detto ci avete rotto e non ci rispondono neanche più. Questo non significa che ci arrendiamo, infatti stiamo studiando un modo per chiedere il risultato dei tavoli tecnici, vediamo se in questo modo, così almeno noi facciamo sapere fuori di cosa hanno discusso il presidente della regione. Vabbè, questo per chiarire, perché spesso dice ma perché non ci siete andati, ma perché non possiamo partecipare.